Allora, manovra finanziaria e alcuni provvedimenti, c'è l'articolo 24 per esempio che riguarda il mondo artigiano, obbligo assicurativo contro gli eventi catastrofali per le imprese entro il dicembre, tra l'altro 2024, adesso. Certo. Allora, questa prima, dopo ci sono altri aspetti che andremo a affrontare, intanto questa prima cosa, che cos'è? Di che cosa si tratta? Allora, sostanzialmente c'è l'obbligo per le imprese di assicurare i propri fabbricati destinati alle attività produttive e assicurarli per eventi calamitosi, quindi può essere l'inondazione, può essere il terremoto, può essere una frana, può essere la grandinata che capita, come è già successo qua nel Veneto, situazioni di questo genere, perché lo Stato dice noi non siamo in grado di pagare i danni e quindi dovete arrangiarvi. In parole povere, questa è un'ulteriore, potremmo definirla un'ulteriore tassa a carico, indifferenziata a carico delle imprese. Su questo noi che copre quindi l'immobile dell'azienda. Sì, l'immobile dell'azienda. Abbiamo visto recentemente in Emilia Romagna, in Toscana, che danni si sono creati, diciamo, nelle zone produttive. Lasciamo perdere le case, le abitazioni, ma capannoni, sedi di stabilimenti, grandi e piccoli laboratori o quello che è, hanno avuto danni enormi. Allora, cosa diciamo noi? Lo diciamo a livello nazionale, ma lo diciamo anche a livello locale. Allora, assicurarsi è giusto, primo. Molti probabilmente sono già assicurati anche, perché se uno vuole tutelare la propria azienda chiaramente cerca di, l'assicurazione della macchina è obbligatoria, ma uno assicura la casa, assicura se stesso, quindi spesso immagino, sono sicuro che tanti hanno un'assicurazione anche sullo stabilimento, sul proprio opificio. Però c'è un elemento sul quale dobbiamo ragionare, perché l'evento calamitoso può derivare dal maltempo in generale, cioè la grandinata che casca sul tetto della fabbrica o sui pannelli fotovoltaici sopra il capannone, con chicchi di ghiaccio che sono grossi come mele, chiaramente lasciamo perdere il problema dei cambiamenti climatici, ma non è colpa di nessuno, ovvero quello è effettivamente un danno che deriva da un evento imprevisto, imprevedibile, particolarmente pesante. Se però il mio fabbricato va sott'acqua perché il comune, la provincia, la regione, lo Stato non ha fatto le opere che doveva fare di manutenzione del canale che passa di fianco o di regimazione idraulica o quello che è comunque necessario, non è sicuramente giusto che io mi assicuri e debba spendere per coprirmi di un danno che comunque doveva essere in qualche misura previsto o coperto da operazioni fatte dal pubblico. Ecco, la contrarietà da parte nostra è questa, cioè, lo Stato se ne lava le mani, il governo dice arrangiatevi, assicuratevi, così noi sappiamo che non dobbiamo sborsare ulteriori soldi per pagare i danni. Io posso capire questa visione fatta da parte dello Stato, ma non la capisco da parte dell'imprenditore, perché chiaramente abbiamo visto che tanti di quei danni che si sono creati sono derivati non dall'evento climatico in quanto tale, ma dal fatto che l'evento climatico si è sommato a una mancanza di manutenzione, a una mancanza di opere non realizzate a causa della incapacità, possiamo essere programmatoria, economica o altro, da parte dell'ente preposto. Quanto meno, diciamo anche questo, se comunque questa operazione delle assicurazioni obbligatorie, a meno che non ci siano particolari evoluzioni, diventa obbligatoria, ci sia almeno la possibilità di avere un prezzo calmierato, perché altrimenti le compagnie assicurative fanno il bello e il cattivo tempo, cioè non c'è nessun controllo e le piccole imprese si trovano ad avere un aggravio di spesa particolarmente pesante, che in certi casi, per piccole imprese sono costi non calcolati preventivamente e quindi possono determinare difficoltà. Ecco, diciamo quindi che in generale l'idea dell'assicurazione dovrebbe essere prima di tutto facoltativa, secondo me,
secondo strutturata in maniera un po' diversa, un po' più dettagliata, precisando meglio alcuni aspetti, perché così com'è, diciamo, è una tassa aggiuntiva a carico delle imprese in buona sostanza, sulla quale noi siamo d'accordo, non siamo d'accordo. Assolutamente. Noi siamo usciti anche con comunicati e con prese di posizione in merito, ribadendo questo tipo di concetti che ho espresso adesso. Però allo stato attuale l'obbligo c'è. Beh, dovremo aspettare l'approvazione definitiva della finanziaria, che dovrà arrivare entro il 31 di dicembre, e quindi all'interno dell'approvazione vedremo se l'articolo 24 sarà modificato o meno, o se rimarrà così. Perché comunque la scadenza c'è il 2024, dicembre 2024. Allora, se passa la finanziaria, la legge di bilancio così com'è, l'obbligo deve essere, diciamo, ricade, diciamo, nel periodo fino al 31 dicembre, certo. Entro il 31 dicembre 2024 uno deve assicurarsi. Sempre legge di bilancio, chiusura del super bonus e relativi crediti incagliati. Lì ne abbiamo già parlato, ormai io dico alla gente, chi non è stato colpito o interessato dal fenomeno del super bonus sarà anche stufo di sentire parlare di questo problema. Però ci sono tanti che continua a essere particolarmente pesante e particolarmente grave. Gli aspetti qui sono diversi. Il primo che noi abbiamo chiesto è dare la possibilità a chi ha i lavori in corso come condomini o come fabbricati con più unità immobiliari, che per una serie di motivi non sono riusciti a finire e non riusciranno a finire i lavori entro il 31 dicembre, spesso a causa delle incertezze normative e tutti i problemi che ci sono stati a monte, dare la possibilità di avere una proroga di 3 mesi, di 6 mesi, quello che è l'anno per il 2024, le stesse condizioni, dimostrando di aver realizzato entro il 31 dicembre un tot di percentuale, il 60-70% delle opere che erano previste. Quindi non è un aggravio di spesa, sono interventi già in corso che però rischiano di non essere completati, di creare contenziosi tra committenti e imprese, creare danni quindi, perché se i lavori non sono completati non rimane col tetto da finire o con l'isolamento non fatto. Abbiamo visto tempo fa anche articoli su Padova proprio di situazioni abbastanza pesanti da questo punto di vista. Quindi il primo elemento che noi abbiamo chiesto è appunto questo. So che c'è a livello politico un'azione nei confronti del governo per cercare di ottenere questo. Chiaramente il governo, il ministro Giorgetti, l'economia tende a chiudere i cordoni della borsa. Io spero che prima della scadenza arrivino a trovare una soluzione. Si è parlato di questo anche con il vice premier Tajani, che era ospite qualche giorno fa qui a Padova, di questo vedremo quello che succederà. Quindi questo è il primo elemento. Certo è che comunque la partita del super bonus si chiude, va a chiudersi. Purtroppo è stata un'esperienza, uno strumento, ne abbiamo già parlato anche qui, ma che aveva i presupposti di positività, ma è stato gestito male, ha avuto una serie di problemi lungo il percorso. Cioè, il messaggio che è veicolato è che per lo Stato e quindi per tanti cittadini è stato molto oneroso. Per chi ne ha tratto vantaggio è stata una manna dal Signore, però erano chi poteva permetterselo, sempre i soliti noti, pochi, percentuali bassissime. Purtroppo sì. E per lo Stato una mannaia. Con anche uno stravolgimento del mercato, perché c'è stata i prezzi sono saliti in maniera esagerata. E sono rimasti alti? Allora, c'è una stabilizzazione, alcuni prezzi, alcuni materiali si sono un po' ribassati, si sono mediati, diciamo, rispetto ai picchi massimi di prezzo che avevano raggiunto. Perché? Perché tutti i magazzini edili che avevano fatto scorta di materiali si trovano a essere in questo momento ad avere i magazzini pieni e quindi hanno bisogno anche di vendere il prodotto, e allora stanno tornando su prezzi più accessibili, diciamo. E questo in generale un po' su tutti i materiali. Però diciamo, il super bonus è stato quello che è stato. Ci sarà qualcuno che tra un anno, 2 o 3 farà i conti precisi, ci dirà è costato tot all'Italia, questo è uscito, questo è entrato, il saldo è positivo, il saldo è negativo, come sarà? Cioè, sono questioni chiaramente che in questo momento sono difficili da valutare con neutralità, perché ognuno lo tira dalla propria parte, diciamo, no?
Sicuramente è stata un'opportunità interessante anche per le imprese, per il mondo dei professionisti, perché si è creata un'opportunità di lavoro, il PIL è balzato a una crescita del 6% e quindi dopo la pausa e la botta che abbiamo subito col Covid è stato un elemento sicuramente positivo. Però un recente studio che ho visto dice che di tutta la partita Superbonus il settore dell'edilizia in quanto tale ne ha usufruito per circa il 20, 21, 22%. Quindi le imprese in quanto tali. Una buona fetta è chiaramente del mondo delle professioni, perché lì c'è stata una lievitazione dei costi professionali esagerata. Una buona fetta poi chiaramente sono le ditte che producono beni e materiali per l'edilizia, ma le banche che hanno fatto la gestione della cessione del credito e così, hanno una fetta, se non pari, molto simile a quella delle imprese. Quindi quando si dice che il Superbonus è stato, diciamo, la manna del cielo per le imprese, è vero solo in parte, sono tanti che hanno usufruito anche con meno meriti, diciamo, rispetto a questo. Allora Presidente, siamo giunti al termine, il tempo è volato, soprattutto perché sarà importante magari con il prossimo anno rivederci, fare anche il punto proprio anche del settore dell'edilizia, anche di altri ambiti. Secondo me la direttiva Green che verrà approvata tra poco in Europa determinerà sicuramente una declinazione in Italia e quindi sarà interessante capire come il governo affronterà, diciamo, come potrà dare, come tutti noi ci auguriamo, stabilità non al Superbonus così come l'abbiamo conosciuto, ma ad incentivi utili per riqualificare il patrimonio edilizio italiano che, come sappiamo, è molto carente sia dal punto di vista sismico e dal punto di vista energetico. Assolutamente. Allora io la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro perché so che comunque, essendo anche del settore dell'edilizia, ne ha ancora da fare. Affronteremo necessariamente con l'inizio del prossimo anno questo tema anche rispetto all'automotive, perché poi il settore, quando parliamo di green, di direttive green, abbraccia anche quest'ambito e rivoluzioni molto importanti, e l'indotto artigiano è strategico del nostro paese, per cui certi cambiamenti potrebbero veramente mettere fuori gioco certe imprese artigiane oppure metterle ancora di più nella competizione. Bisogna vedere tanti aspetti, e poi naturalmente il settore edilizio del rinnovo per il parco energetico è importantissimo. Cari telespettatori, grazie di averci seguito, di aver partecipato, grazie al nostro ospite al CNA del Veneto. Buon proseguimento, scriveteci, poi avete visto, per chi è del settore artigiano rivolgetevi all'associazione perché ci sono tante modalità, tante cose che possono essere fatte di supporto a chi lavora in quest'ambito anche dal punto di vista finanziario e non solo. Buon proseguimento.